Sportivi e tifosi, questa settimana gli Lions sono gentilmente offerti da BLM Group con sede a Cantù Como in via Selva Regina 30. Un grazie anche a Cabec SRL con sede a Rubano Padova in via Bernardi 1. E un grazie anche a Fuba Spa con sede a Montecchio Maggiore in via Europa 84. Andiamo a vedere insieme le immagini del match. Fabrizio, il cielo sopra Castagnato è azzurro, lo vediamo, è un po' il colore del Montecchio Maggiore che grazie a questa vittoria ottiene matematicamente la salvezza a 180 minuti dal termine. Beh, siamo contenti perché l'obiettivo è stato raggiunto, io dico anche con anticipo, il pericolo c'era, che oggi non si poteva ottenere la salvezza perché siamo venuti a giocare in un campo difficile, molto difficile, contro una squadra che in casa ha messo in difficoltà tanti, ma ragazzi oggi sono venuti qua con la testa giusta per cercare di chiudere finalmente questo discorso, ci siamo riusciti. Una partita interpretata alla grande da tutti i ragazzi che hanno colpito nel momento giusto nel primo tempo e poi nel secondo l'hanno chiuso e poi da lì in poi non c'è più stata partita, quindi un Montecchio Maggiore possiamo dire a immagine e somiglianza di Fabrizio Cacciatore? Ma mi fa piacere se si vede questo. Abbiamo fatto la partita che dovevamo fare, ragazzi sono stati perfetti in ogni reparto, quando c'era da attaccare abbiamo attaccato, quando c'era da difendere abbiamo difeso. Penso che al di là del risultato la vittoria sia meritata. Adesso pensiamo alle ultime due gare da cercare di chiudere in bellezza, perché ci terrei tanto a chiudere in maniera più positiva possibile. Sicuramente ci godiamo questo momento perché l'obiettivo salvezza è stato raggiunto. Dispiace perché poteva arrivare già qualche settimana prima, però evidentemente doveva andare così. Ora ci godiamo sta salvezza, questa vittoria, e poi dalla prossima settimana pensiamo già al Breno. L'ultima domanda, sullo specchietto retrovisore non c'è più problemi a guardare, adesso dobbiamo guardare avanti. Da un punto di vista matematico c'è ancora la possibilità di agganciare i playoff, quindi due partite importanti, Breno e Troviso, per giocarsi tutte le carte a testa alta. Beh, sì, allora pensiamo ai playoff, era un sogno quando sono arrivato, ma un sogno proprio incredibile, e adesso diventa una piccola speranza. Ecco, io ho detto ragazzi, giochiamoci queste due partite a viso aperto, quello che deve succedere succede. Il nostro tra virgolette l'abbiamo fatto, ho detto sarebbe un peccato non provarci, perché magari non si sa mai nella vita, però sicuramente affronteremo sia Breno che Treviso con serenità, con voglia di stupire, e vediamo se ci possiamo riuscire. Perfetto, grazie Fabrizio e complimenti ancora. Grazie. Montecchio Maggiore che passa in vantaggio al 33esimo con un Eurogol di Matteo Pavan che, avvicinandosi all'area di rigore, lascia partire un bolide terra-aria che si insacca all'incrocio dei pali per il gol dell'1-0. Minuto numero 38, episodio dubbio in area del Castagnato. Garcia Boix da dietro viene steso a terra, il direttore di gara, spostato lateralmente, indica che non c'è fallo, che si può continuare a giocare. Partita che finisce il primo tempo 0-0, riparte il Montecchio Maggiore al 46esimo, azione pericolosa di Valenti. Al minuto numero 51, azione da manuale per il Montecchio Maggiore, sulla destra scende Valenti, tiro al volo di Pavan, ribattuto dove arriva Zanella che con un tap-in mette dentro per il gol dello 0-2 a favore del Montecchio Maggiore. Prova a reagire il Castagnato timidamente con un colpo di testa che si spegne a lato, e poi al 68esimo Carraro in uscita non trattiene il pallone, ma la retroguardia nera del Montecchio Maggiore rinvia. Al minuto numero 73 autogol del Castagnato con Capitan Anelli che insacca il pallone nella propria porta per il 3-0. Sussulto d'orgoglio del Castagnato al 78esimo che segna il gol della bandiera con il neoentrato Bertazzoli.
Montecchio Maggiore che subisce solo per qualche minuto. A 85esimo Carraro para in tuffo. Al minuto numero 90 vicino al gol ancora il Montecchio Maggiore con assist di Garcia Boix. Al minuto numero 92 arriva il quarto gol con Luca Sperti che da dentro l'area di rigore riesce a infilare il portiere Cinchini per il 4-1. Montecchio Maggiore che grazie a questa vittoria arriva a 45 punti e ottiene la matematica salvezza in Serie D.